Siamo con il professor Diego Micocchero, oculista, dottore, oculista, stiamo parlando di cataratta. Vedevamo le cause, una causa interessante è quella, non tanto quella legata all'età, perché adesso vedremo il 90% delle persone, ma per consolare tanti anche intorno ai 50 anni si può manifestare, sì. Perché vediamo che sono malattie sistemiche, una delle cause, congenita, attenzione, post-traumatica, magari uno ha ricevuto un pugnone sull'occhio sì. in giovane età o facendo attività sportive. Il cortisone, dottore. Questa è un'altra nota dolente degli effetti collaterali delle medicine, dei farmaci. Purtroppo in questo caso abbiamo l'assunzione dei cortisonici per lungo tempo in dosi abbastanza cospicue, esatto, possono portare facilmente a due problemi oculari importanti, a un aumento della pressione dell'occhio, quindi a glaucoma da cortisone, e anche molto spesso una cataratta che quindi viene indotta da questo farmaco e quindi può sorgere anche in età notevolmente precoce rispetto a quella che è il target normale, appunto dicevamo sui 60, 70, 80. Ma se uno ha la cataratta anche da cortisone, anche magari in giovane età, gli può venire anche il glaucoma? Purtroppo sì. Quindi potrebbero esserci... Purtroppo sì, infatti molto spesso quando queste persone fanno delle terapie prolungate viene consigliato a loro appunto di fare una visita oculistica periodica proprio per escludere gli effetti da cortisone. Anche in giovane età? Sì. Giovani intendo dire anche magari ragazzi che hanno avuto qualsiasi età, quindi attenzione anche a questo che è molto importante, o ancora più persone che hanno qualche anno in più. Come si cura la cataratta? La terapia della cataratta, e qui possiamo tranquillizzare tutti i nostri ascoltatori, è una terapia che dà ottimi risultati, non buoni, ottimi risultati, è chirurgica. Ci sono delle terapie mediche che sono più che altro, hanno più che altro la funzione di rallentare un pochino della cataratta, ma sono delle terapie in collirio che danno a volte qualche risultato, però è difficile anche da quantizzare. Comunque esistono anche queste e vengono usate in maniera continuativa molto spesso. Scusate. Poi c'è la terapia chirurgica, che appunto è la terapia principe, la terapia cardine, che come leggiamo qui al giorno d'oggi è molto standardizzata, molto sicura e molto veloce, ed è estesa ormai a tutti i nosocomi, a tutti gli ospedali, anche i più piccoli, che possono operare tranquillamente bene una cataratta. E la cataratta non ha più bisogno del ricovero. Una volta i pazienti rimanevano immobili sul letto per una settimana perché c'erano diciamo, delle terapie, delle metodiche chirurgiche completamente diverse al giorno d'oggi, che sono terapie mini invasive e che con un minimo ingresso nell'occhio permettono di operare questa patologia. Non richiede quindi più ricovero, il paziente resta ricoverato come day hospital qualche ora, il tempo di essere operato, controllato dopo pochi minuti, un quarto d'ora, e poi mandato a casa. Viene ricontrollato il giorno successivo, dopodiché farà una terapia domiciliare con dei colliri e viene rivisto poi dal medico, dal suo oculista di fiducia, dopo 30-40 giorni. In questo caso, in questo ambito, vengono anche prescritti gli occhiali nuovi, perché l'intervento cambia completamente quella che è l'assetto refrattivo dell'occhio, quindi gli occhiali precedenti non vanno più bene, devono essere modificati e aggiornati. In occasione dell'intervento è possibile inserire delle lenti correttive? Magari sto pensando in persone che hanno avuto una miopia importante, o persone anche magari giovani che praticano attività sportiva, oppure no? Assolutamente sì. Infatti uno degli esami molto importanti che si fa prima dell'intervento è la biometria, cioè lo studio esatto del tipo di lente che serve per eliminare il difetto refrattivo. Cosa significa questo? Che se prima dell'intervento, prima dell'insorgenza della cataratta, il soggetto era per esempio molto miope, oppure ipermetrope, o insomma aveva degli altri difetti, o anche con un astigmatismo importante, viene valutato il tipo di lente da inserire, e una volta fatto questo viene scelta dal chirurgo la lente che deve essere impiantata in quel momento.
Ecco che quindi la lente, in base a quelle che sono anche le richieste del soggetto, perché possiamo addirittura chiediamo al paziente se dopo l'intervento vorrà rimanere un pochino miope per poter leggere senza occhiali, portando le lenti invece solo da lontano, o viceversa, come spesso succede, vuole avere un'emetropizzazione, una parola molto difficile che significa solamente vedere bene da lontano senza occhiali, portando successivamente solamente degli occhiali per leggere. Quindi, è un occhio che vede da lontano, uno che viene da vicino, e uno che vede da vicino? Ci sono, qui entriamo diciamo, in un campo un pochino più complesso, nel senso che se gli occhi sono diversi uno dall'altro, cosa che succede abbastanza spesso, si chiama anisometropia. In questo caso allora le lenti che vengono impiantate in un occhio rispetto all'altro sono diverse per correggere e portare a livello diciamo, di equilibrio entrambi gli occhi. Questa è una cosa molto utile. Altre cose che si possono fare, per esempio nell'ambito della miopia, è lasciare un occhio miope e metropizzare il secondo, cioè per capirci il soggetto può optare anche per una correzione diversa nei due occhi in maniera da avere un occhio che vede bene da lontano e uno che vede bene da vicino. Sembra una cosa strana, in realtà io ho visto che molto spesso è una cosa che funziona e che viene bene accettata dal soggetto perché poi non ha più bisogno degli occhiali. In nessun modo. Anche se c'è ormai al giorno d'oggi, bisogna dirlo subito, la possibilità di mettere delle lenti multifocali che evitano questo stratagemma e quindi che permettono una visione ottimale sia da lontano che da vicino, anche se devo dire non tutti si adattano con grande facilità. Comunque diciamo, ci sono anche queste lenti, c'è la possibilità, mettendo delle lenti particolari che si chiamano toriche, di correggere anche gli astigmatismi molto elevati, quindi diciamo di avere un risultato post-operatorio assolutamente soddisfacente per il paziente, perché molto spesso le persone sono entusiaste quando vengono al controllo, sono veramente contente. Ecco, vedevamo prima nello schema di intervento che è possibile intervenire su un occhio oppure contemporaneamente su due, e poi ci sono delle proposte di intervento laser, no? Molto, ecco. Lei di che parere è? Facciamo un po' diciamo, di chiarezza in questo ambito. Allora, l'intervento si può fare sia monolaterale che bilaterale in un'unica seduta. È un po' dibattuto questo fatto, poche strutture fanno l'intervento bilaterale contemporaneamente, più che altro per un problema diciamo, di sicurezza. Questo perché, come sanno bene tutti gli oculisti, purtroppo in maniera molto limitata e con una percentuale bassissima ci possono essere delle complicazioni di infezione post-operatoria. Questo comporta un quadro di endoftalmite, cioè una infezione molto grave all'interno dell'occhio, che può essere curata in maniera a volte ottimale, a volte un po' meno, ma che purtroppo spesso porta a una compromissione molto importante della vista successiva all'intervento e che molto spesso non può essere poi corretta con occhiali o altre cose e quindi comporta un recupero visivo minimo. Insomma, in altre parole, l'occhio vede molto poco dopo una infezione di questo tipo. Chiaramente è intuibile facilmente come se malauguratamente dovesse capitare questa complicazione, se avviene in un occhio solo, perché è stato operato un occhio solo, abbiamo tra virgolette un occhio di scorta, diciamo così con un brutto termine, ma insomma possiamo contare su una situazione diciamo, di compenso con l'altro occhio. Se avviene in maniera bilaterale e in maniera violenta, io sono molto perplesso sulle problematiche anche medico-legali che possono venire a svilupparsi successivamente. Quindi un po' di attenzione. Direi di sì. Ma intervento manuale, classico, oppure allora, questa è una cosa dove la gente molto spesso, guardando così sui motori di ricerca trova delle notizie strane, delle notizie a volte non confermate e non validate, per cui molto spesso le persone arrivano chiedendo: ma mi opera col laser, vero dottore? Allora il concetto è questo: l'intervento di cataratta è fortemente standardizzato, fortemente ormai è entrato nella routine quotidiana da molti anni, ma si fa con gli ultrasuoni. L'intervento di cataratta primaria
si fa con uno strumento che si chiama facoemulsificatore, che consiste in diciamo, in una macchina che produce degli ultrasuoni, scioglie il cristallino naturale, viene aspirato e viene iniettata la lente artificiale che adesso al giorno d'oggi, essendo di materiali morbidi, può essere arrotolata su se stessa, iniettata con un iniettore particolare che viene fornito dalla casa costruttrice e permette di iniettare la lente arrotolata dentro l'occhio, la quale poi si apre e si autocentra in maniera definitiva. È più lento quindi questo intervento, è più complicato? No, è sempre lo stesso, identico, è questo l'intervento standard. Il laser viene utilizzato, può essere utilizzato in questo caso come coadiutore del facoemulsificatore, perché con laser si può fare una parte dell'intervento che però non può essere completamente affidato al laser, perché poi bisogna in ogni caso sciogliere e aspirare il cristallino. Quindi sono concetti non semplici da esporre così a persone che non sono del mestiere, però per capirci il laser può essere usato in parte nell'intervento standard o anche non utilizzato, e l'intervento standard può essere fatto in maniera manuale e con gli ultrasuoni, mentre viene utilizzato sempre in quella che si chiama cataratta secondaria. È un altro tipo di cataratta, Esatto. Infatti abbiamo una piccola slide che la semplifica, se non erro. Sì, Prego. sì, la cataratta secondaria, come dice la parola, viene dopo l'intervento, è una cosa abbastanza banale e consiste in una opacizzazione di quella che è la parte posteriore del sacco che contiene il cristallino artificiale. Cioè viene dopo la cataratta? Dopo l'intervento di cataratta, il paziente va a casa contento, tranquillo, ci vede bene, magari per un anno, poi torna dicendo: ma sa dottore, io non capisco, ma vedo di nuovo sfocato, non riesco a vedere bene, non so cosa mi succede. E allora il medico, visitando, controlla appunto che non ci siano altre patologie che possono andare a complicare la situazione, come per esempio la famosa maculopatia, oppure se è una cataratta secondaria con un intervento molto semplice, molto banale e ambulatoriale, che dura pochi minuti, assolutamente indolore come l'intervento di cataratta del letto e del resto, e può eliminare questo problema in maniera definitiva. Quindi è una cosa che non deve assolutamente preoccupare le persone. Perfetto, e qui dovremmo aver risolto in generale la cataratta. Assolutamente sì. Abbiamo esaurito il tema, ma abbiamo visto che ci può essere maculopatia, ci può essere glaucoma, Purtroppo. ci possono essere tante patologie. E allora grazie dottor Micocchero di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie cari telespettatori di averci seguito. Dovremo parlare ancora di questi temi perché è importante essere informati e soprattutto, come diceva il dottore, fare visite frequenti come con il dentista. Sì. Voi siete quei professionisti che bisogna calendarizzare per andare a trovarli ogni tanto, andare a trovarli per stare più bene. tranquilli. Grazie, buona serata, naturalmente buon proseguimento, noi ci vediamo presto.